Amici e amiche di Sicilia Magazine, mi trovo a Siracusa all'interno dell'hotel Parco delle Fontane in occasione del congresso sulle lesioni tendinee alla spalla presieduto dal dottore Lombardo. Si parlerà di terapie conservative e chirurgiche. Venite con me. Lesioni tendinee alla spalla, il dottore Lombardo presenta quelle che sono le terapie chirurgiche e curative. Di quale ha parlato stamattina e quanto è importante un evento del genere per il territorio, per informare i medici come momento di scambio e di interazione. Parliamo di una patologia molto frequente che è quella delle rotture tendinee della spalla, sia in giovane età che anche in persone anziane. Quando sono chirurgiche, quando non sono chirurgiche, dare delle indicazioni semplici, scientifiche, ma direzionare sia i medici, qui presenti i colleghi, fisioterapisti, fisiatri e anche un po' la popolazione per indirizzarli su quando deve essere operato o non deve essere operato, perché non tutte le patologie di spalla o le rotture tendinee possono essere chirurgiche. La protesi di spalla che abbiamo presentato o di cui stiamo dibattendo è un tipo di protesi che viene utilizzata proprio nelle rotture tendinee, quindi patologie prettamente di funzionalità di spalla, non di artrosi. È importante sostenere eventi come questi del dottore Lombardo, iniziative fondamentali per farci conoscere come azienda Nova Pharma, con i medici del territorio, affinché l'utente finale, che è il paziente, sia comunque messo nelle condizioni di avere le terapie più giuste e le cure più giuste. Lo supportiamo a lui già da diversi anni, soprattutto nel campo della protesica, e cerchiamo di espandere, diciamo, il più possibile delle notizie certe e positive e soprattutto confortanti nei confronti della popolazione che poi ne soffrirà di questi, sia dei prodotti, sia delle tecniche, sia delle innovazioni sul campo medico. Angelo Marù, quanto è importante prendere parte agli eventi del dottore Lombardo, eventi come questi? Noi lo seguiamo ormai da diversi anni e quindi il crescere lavorativo, anche noi come società che lo affianchiamo nel campo operatorio fornendogli dispositivi medicali, questo è il terzo anno che organizza questo evento, è partito dal ginocchio, quindi parlando di protesi del ginocchio, è stato sull'anca e adesso è andato a finire sulla spalla. Questi confronti gli permettono, insomma, ecco, quello di recepire il territorio cosa chiede e quali sono le prospettive di una buona medicina e una buona comunicazione. Oggi abbiamo discusso e stiamo discutendo delle problematiche della spalla che affliggono ormai molti pazienti che noi vediamo in ambulatorio. Oggigiorno abbiamo diverse scelte sia mediche sia chirurgiche di trattamento per dei pazienti che prima, fino a anche 10-15 anni fa, venivano abbandonati a se stessi perché ancora non esistevano, comunque erano agli arbori, questi tipi di trattamenti. Parlo della protesica o della ricostruzione anche di lesioni importanti della cuffia dei rotatori.